Ciao, benvenuto. Nel video di oggi ti voglio parlare dei ramponi e dei ramponcini, degli strumenti molto utili nel caso di escursioni invernali. Vediamo cosa sono le differenze quando si usano uno, quando si usano gli altri, e poi a fine video vorrei dirti due parole veloci sulla picozza. Buona visione. Ramponi e ramponcini sono strumenti davvero fondamentali per chi è solito compiere escursioni d'inverno, soprattutto escursioni in ambiente innevato. Ramponi e ramponcini non sono la stessa cosa, gli uni non sostituiscono gli altri, si utilizzano soprattutto i ramponcini solo in determinate situazioni, che adesso andiamo a vedere. Partendo dai ramponcini, questi soprattutto negli ultimi anni hanno avuto un grosso successo, un grosso sviluppo. Penso soprattutto per la loro facilità di utilizzo, il poco ingombro, costano poco e si possono calzare su praticamente qualsiasi tipo di scarpa. Volendo si possono mettere anche sulle scarpe da ginnastica. In commercio vengono definiti anche ramponcini da escursionismo. In realtà i luoghi dove si possono utilizzare sono abbastanza ridotti. I ramponcini vanno utilizzati su strade di fondovalle, strade forestali o semplici sentieri, con la presenza di neve oppure con la presenza di terreno ghiacciato, non ghiaccio vivo, terreno ghiacciato. In tutte queste situazioni si possono utilizzare, quindi non lo so, ad esempio semplici passeggiate su strade forestali, su strade di fondovalle, sentieri di fondovalle. Ci si può spingere su dei sentieri anche un po' più complessi, l'importante è che siano sentieri semplici, sentieri larghi, che non passino vicino a zone esposte e soprattutto che non siano troppo pendenti. Possiamo definire circa che con i ramponcini si può andare su dei sentieri che abbiano una pendenza inferiore al 20%, perché i ramponcini vanno utilizzati solo in questi limitati tipi di sentieri e tipi di condizioni, perché innanzitutto i ramponcini hanno dei denti, delle punte molto piccole, 1 centimetro, 1,5 centimetri, spesso non sono appuntiti e non sono nemmeno affilati, a differenza dei ramponi. Poi i ramponcini non hanno le punte frontali, se dobbiamo percorrere un pezzo molto ripido, ghiacciato, le punte frontali sono quasi fondamentali. Poi un'altra mancanza è la mancanza del dispositivo antizoccolo. I ramponcini da escursionismo non hanno l'antizoccolo, cioè quel sistema che non permette la formazione dello zoccolo di neve al di sotto dello scarpone. Infine, i ramponcini non sono una struttura rigida e non vengono fissati allo scarpone o alla scarpa mediante una struttura rigida, bensì hanno una struttura formata da un elastico. Quindi non è un qualcosa di rigido che ci mantiene a contatto, diciamo, rigido col terreno, ma è un qualcosa di mobile che può andare in crisi se la pendenza è molto elevata. Quindi in definitiva i ramponcini sono un ottimo strumento per le semplici passeggiate. Se però abbiamo intenzione di fare qualcosa di un po' più complesso, preveda magari anche l'attraversamento di versanti, di canali, oppure fare crinali, creste, bisogna andare sui classici ramponi da alpinismo. Un rampone da alpinismo tipo questo è formato da 12 o da 10 punte, presenta le punte frontali e presenta questo che è il sistema antizoccolo. Un rampone di questo tipo, i ramponi classici si calzano solamente su scarponcini da trekking. Ci sono 3 diversi tipi di agganci, esistono gli agganci universali che vanno bene su qualsiasi scarpone e praticamente il rampone si lega attraverso delle fettucce allo scarpone. Poi esiste un sistema di aggancio semiautomatico come questo, quindi c'è dietro un sistema che sfrutta una tacchetta sul tallone dello scarpone, poi davanti c'è una semplice fascetta e il tutto si stringe con le cinghiette. L'evoluzione di questo sistema è l'attacco automatico che prevede un sistema di aggancio anche sulla punta. Ovviamente deve esserci uno scarpone predisposto con tacchetta posteriore e tacchetta anteriore. Questo tipo di strumento garantisce la massima sicurezza su neve battuta, neve fresca e ghiaccio vivo. Non sono ramponi da arrampicata, almeno questo tipo. Esistono anche i ramponi da arrampicata su cascata di ghiaccio, quelli sono ancora più aggressivi e vanno bene appunto per arrampicare sul ghiaccio. Questo tipo di rampone però va bene sul ghiaccio vivo, magari diciamo in piano.
Un rampone, a differenza di un ramponcino, oltre ad avere le punte molto più pronunciate, più appuntite e affilate, è una struttura rigida e grazie ai sistemi di aggancio che ti ho appena descritto permette di agganciare in modo molto saldo il rampone allo scarpone, quindi diciamo che si viene a creare quasi un sistema tutt'uno tra il nostro scarpone e il rampone e permette di evitare di scivolare ovviamente sul ghiaccio, ma anche che il rampone non si sganci. Insomma, è un sistema molto più complesso del ramponcino. Come ti dicevo, il rampone classico, quello d'alpinismo classico, ha 12 o 10 punte. Esistono però dei modelli di rampone che hanno 6 o 4 punte, vengono definiti anche ramponi leggeri e secondo me questi, che chiamerò ramponi leggeri, sono un'ottima soluzione per chi è solito fare escursioni semplici ma ogni tanto non disdegna di fare qualcosa di un po' più difficile, anche magari perché va a fare delle ciaspolate in certi punti dove le ciaspole vanno un po' in crisi, magari si potrebbero utilizzare i ramponi, quindi un rampone semplice, un rampone leggero a 6 punte, tra l'altro quelli a 6 punte hanno, a differenza di quelli a 4, hanno il sistema antizoccolo, quindi sono strumenti quasi completi, semplicemente gli mancano un po' di punte. Quindi dicevo che un rampone leggero a 6 punte potrebbe essere una buona soluzione per chi vuole appunto fare qualcosa di un po' più complesso rispetto a quello che si può fare con i ramponcini, ma non troppo estremo, diciamo, come quello che si fa con i ramponi. Un ramponcino a 6 punte non ha prezzi eccessivi, una quarantina di euro, e ha un aggancio universale tramite cinghiette, quindi si può indossare su qualsiasi tipo di scarpone. Bene, allora adesso abbiamo visto la differenza tra ramponcini e ramponi, quindi avrai capito che sono due strumenti diversi. Il punto di contatto tra i due, come ti dicevo, potrebbero essere i ramponi leggeri, quelli appunto da 4 o 6 punte. Bisogna decidere cosa utilizzare in base a quello che si fa. È ovvio che un paio di ramponcini da escursionismo sono comodi da tenere nello zaino per qualsiasi evenienza. È ovvio che tra non avere proprio niente e avere solo un paio di ramponcini semplici può fare la differenza. Un esempio classico è chi magari non fa escursioni d'inverno, però in primavera o tardo autunno si muove ancora e andando a quote elevate può trovare, soprattutto a fine stagione invernale, dei nevai. Ecco che in un nevaio anche un semplice paio di ramponcini leggeri può dare un po' di più sicurezza. È ovvio che anche su nevaio ci vorrebbero dei ramponi, quindi ecco perché ti dicevo che secondo me la soluzione ideale, anche per chi è solito magari spingersi a quote un po' più elevate a fine stagione invernale, sono i ramponi leggeri, quelli da 4 o da 6 punte. Invece chi è solito fare semplici passeggiate, magari anche passeggiate di fondovalle su percorsi appositi, può utilizzare i ramponcini da escursionismo. Questi sono degli strumenti che vanno molto bene nelle situazioni per cui sono stati progettati, anche semplicemente per non rischiare di fare una scivolata stupida in piano e magari andarsi a farsi male alla caviglia, al polso o al gomito. Quindi io assolutamente non critico lo strumento ramponcino leggero, dico solo che va utilizzato per quello che è stato inventato. E quello che ti ho detto a inizio video dove si utilizza non me lo sono inventato io, c'è scritto sulle istruzioni di questi ramponcini. Infine, prima di salutarti, volevo fare un accenno rapido alla piccozza. Se noi utilizziamo i ramponi per evitare di scivolare, quindi sono diciamo uno strumento di prevenzione, la piccozza serve nel caso in cui, anche se io indosso i ramponi, scivolo su un pendio e inizio a scivolare. Come mi fermo? Utilizzando la piccozza. Esiste una tecnica per cui impugnando la piccozza in un certo modo io la prendo con le due mani, faccio forza sulla neve e arresto la mia scivolata. Quindi la piccozza si utilizza solo in determinate escursioni in alta montagna che prevedano l'attraversamento di zone molto ripide, la salita a crinali, a cime. Se faccio una semplice escursione, magari un po' di strada forestale, un po' di sentiero, la piccozza non serve. Poi nessuno vieta di portarsela dietro, può essere sempre utile per magari andare comunque a picchettare qualche pezzettino su ghiaccio, fare un po' di trazione. La piccozza classica d'alpinismo non si utilizza per trazionare, è più che altro, ti dico, un aspetto di sicurezza legato a certi tratti di sentiero.
Quindi se secondo me è molto importante avere per l'escursionismo invernale sempre un paio di ramponi all'interno dello zaino, la piccozza si può fare a meno, dipende da dove si va e cosa si va a fare. L'unico caso in cui la piccozza si utilizza sempre è l'escursione in ghiacciaio, ma lì andiamo su tutto un altro tipo di escursione con sue regole e sistemi di sicurezza nei quali in questo video insomma non ho trattato, e quindi mi fermo qui con l'uso della piccozza. Bene, allora spero che questo video ti possa essere utile, spero di essermi spiegato bene, soprattutto nella differenza che c'è tra ramponi e ramponcini. Magari fammi sapere anche tu un po' sotto nei commenti cosa ne pensi, se utilizzi ramponi e ramponcini. Quindi ho finito qua, ti ringrazio ancora per avermi seguito, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!